lei con suo padre parlò che comunque doveva servire a ottenere uno scopo questa... Era una minaccia, cioè, come lo devo dire, non è che devo proteggere mio padre. Cioè. No, quello che, nel senso della domanda del PM, noi dobbiamo capire non quello che lei ha capito, ma quello che le ha detto suo padre. Sì, cioè, suo padre o fa così, detto, o fa così. O fa così oppure io dico che Esatto, è onore, chiaro, eccetera. o fa così, o racconto tutta la storia di come è nato Berlusconi. Quindi le ha detto, sì, lei sta riferendo le parole di suo padre, non quello che lei ha capito. No, lei ci deve riferire le parole di suo padre. Esatto. Va bene. E incominciamo, mi ricordo incominciamo dai soldi a Rasini, a suo padre, a quello che suo padre faceva per noi. Fu molto categorico, Presidente, è mio padre, ma cioè, usava questi metodi, faceva parte di un mondo che usava questi metodi, per cui non mi appartengono, non mi appartengono perché non ho mai subito pressioni, non ho mai aderito a nessuna pressione, credo che le minacce rivolute nei miei confronti sono la prova. Ho chiuso il negozio di Chateau d'Acte quando mi è arrivata la prima richiesta di pizzo, non ho mai aderito a nessuna richiesta di denaro. I pizzini di cui abbiamo già parlato di Messina Denaro ne sono la prova, non ho mai aderito a nessuna, non ho mai agevolato in nessun tipo, nessuna organizzazione criminale. Allora, chiarito questa prima parte della mia domanda, andiamo alla seconda parte. Sempre le chiedo quello che lei ha saputo da suo padre, eventualmente anche da altri soggetti con i quali lei ha già detto di aver avuto molti rapporti, la famiglia Lipari e quant'altro. Posto che la minaccia era questa, posso parlare e riferire tutto quello che so sulle vicende che aveva lei già riferito alla prima udienza. Ci sono anche altri documenti che comprovano questo. Ma che cosa volevano? Cioè, l'obiettivo che attraverso queste lettere, di cui in questo momento abbiamo stato solo uno stralcio, con Berlusconi onorevole, quindi siamo già, come ha giustamente fatto notare lei, dopo le elezioni del 94, che sono 27, mi pare 27 marzo 94, sono ricordato. Queste persone che fanno queste richieste coinvolgono suo padre viene coinvolto tanto da prospettare lui una minaccia. Che cosa volevano da Berlusconi? Berlusconi volevano quelle che erano state gli accordi fatti, alcuni dei quali anche stilati da mio padre nel contropapello, di attenuazione, di pressione legislativa e una serie di altre situazioni nei confronti dell'associazione criminale Cosa Nostra. Volevano i vantaggi che erano stati auspicati per l'aiuto che si era offerto di dare a Berlusconi. Berlusconi stava mancando e stava incominciando pure lui a prendere distanze, secondo loro, e non stava rispettando i patti che erano stati messi in chiaro nel momento in cui si era deciso appunto di aderire a questa nuova forza politica nascente, di avallarla più che altro. Quindi l'obiettivo, diciamo, è sempre quello di portare avanti quello che era nato ancora prima? Certo, è la continuazione di quella che mio padre chiamava la trattativa che continua dell'Utri, ma di fatto i punti cardine erano sempre quelli contenuti nel contropapello, quelli discutibili, attenuazioni di leggi di repressione, attenuazioni sui pentiti, chiusura delle carceri, insomma quelli che erano un po' in quel che volgarmente chiamiamo contropapello, che erano gli appunti a futura memoria dell'incontro che poi non si è svolto con il 23 luglio con il Provenzano per l'omicidio, per l'assassinio di Rina. Presidente, vorrei, passando ad un altro documento, avere la sua autorizzazione a esibirlo a Massimo Ciancimino e contestualmente esibirlo alla Corte. Si tratta di un manoscritto periziato come manoscritto di Vito Ciancimino. Sì, per l'identificazione dei partiti di Fabio, poi lo leggerà così i difensori possono comunque identificarlo. Posso leggere? Comunque è la pagina 9 di un documento poi definito paradigma della collaborazione. Definito? Paradigma della collaborazione. Comunque questo documento, Presidente, è stato portato da Massimo Ciancimino
e poi preciserò anche in quale verbale, in questo momento non sono in grado, comunque è un documento esibito questo nella sua materialità da Massimo Cenci. Un fatto importantissimo che da solo sta a dimostrare la mia posizione personale nei confronti del fenomeno mafioso è quello che io ho aderito all'invito dei carabinieri Col, Mori e Cap di Donno di collaborare con loro. Questa collaborazione, che si stava dimostrando foriera di buoni risultati, è stata interrotta dall'arresto del 19/12/92. L'arresto è stato giustificato col pericolo di fuga, perché avevo chiesto il passaporto alla questura di Roma, mentre, come risulta dai verbali di interrogatorio del dottor Caselli, procuratore distrettuale di Palermo, il passaporto era stato chiesto alla questura col pieno accordo dei carabinieri, che hanno sottoscritto il verbale del procuratore distrettuale Caselli. Allora, io la vicenda lei l'ha riferita parecchie volte, non le chiedo nuovamente di commentare, a meno che lei non abbia qualche ulteriore particolare da aggiungere, però si legge, dopo quello che le ho letto, si legge tra parentesi Binnu e in un'altra parentesi repetita Juvent. Lo legge anche lei, signor Ciuccinino? Binnu è il nome con cui mio padre chiamava Provenzano. E allora, io le volevo chiedere... Ma non solo mio padre, molti, diciamo, a un certo livello c'è chi lo chiamava il ragioniere, chi aveva più confidenza lo soprannominava Binnu. Allora, lei questo documento manoscritto di suo padre, che lei ha portato alla Procura della Repubblica di Palermo, ha avuto occasione di analizzarlo, verificarlo con suo padre? Sì, ne abbiamo parlato. Posto questo, le volevo chiedere due... Ma è molto chiaro, poi c'era poco da commentare. Però io le volevo chiedere eventuali commenti, le volevo chiedere le volevo sottoporre la sua attenzione su due parole, quelle tra parentesi. Binnu e repetita Juvent. Che cosa significa, se lo sa, se suo padre gliel'ha detto, il riferimento a Binnu dopo che c'era scritto il passaporto era stato chiesto alla questura col pieno accordo dei carabinieri, che hanno sottoscritto il verbale del procuratore distrettuale Caselli? Binnu. L'accordo dei carabinieri è a conoscenza di Binnu, cioè del Provenzano, è stato sempre veicolato, mio padre, cioè i carabinieri sono stati sempre informati che il veicolo era Binnu. Questo lei lo ha detto molte volte, ma siccome qua si sta parlando della vicenda passaporto, io le chiedo... perché questo doveva essere legato a un viaggio che mio padre doveva fare in Germania a incontrare Provenzano. Ora non mi ricordo esattamente il contesto, forse nel verbale sono stato più preciso. Ma ne avevamo già parlato, credo, nelle precedenti udienze, che era previsto questo incontro in Germania con Provenzano. E suo padre aveva messo, così, ripetere qualche risposta perché non mi... A corrente carabinieri, sì. Avevamo già parlato. E invece avete commentato il significato della manoscrittura repetita Juvent? Sicuramente sì, quando ho consegnato il verbale magari ne avrò parlato, ma in questo momento proprio non... Sicuramente repetita Juvent mio padre lo usava sempre per dire quando ha detto e ridetto sempre, cioè non è la prima volta che si parla di questo argomento. Senta, volevo chiederle... Era una forma anche quella un po' velata di minaccia, quando mi pare dice repetita Juvent, diceva mi raccomando non è la prima volta che ve lo dico, quasi intimidatoria come. Poi dimostreremo attraverso la produzione del verbale di perquisizione e sequestro del 3 giugno del 96 che a suo padre sono stati sequestrati alcuni documenti in cella. Tra questi documenti c'è un dattiloscritto intitolato Paradigma della collaborazione. A pagina... Ma no, perché se no mi confondo. Questo fa parte del paradigma di collaborazione che ho consegnato io, diciamo della velina, non dattiloscritta. Esattamente. Okay. Questo l'ha consegnato lei ed è, lo abbiamo confrontato, diciamo, pressoché coincidente. Ora le volevo chiedere una spiegazione, se lei è in grado di darla, per favore, non faccio interpretazioni. È pressoché coincidente con un dattiloscritto che è stato rinvenuto nella cella di suo padre il 3 giugno del 96, quando venne operata una perquisizione disposta dalla Procura di Palermo. A pagina 6 di questo dattiloscritto
si legge un fatto importantissimo che da solo sta a dimostrare la mia posizione personale, assolutamente identico, però alla fine c'è scritto il procuratore distrettuale di Palermo, il passaporto era stato chiesto alla questura col pieno accordo dei carabinieri che hanno sottoscritto il verbale del procuratore distrettuale Caselli e c'è scritto repetita iuvant. Non c'è il riferimento che nel manoscritto c'è a Binnu. Ovviamente saranno stati motivi di prudenza, immagino, però non mi ricordo esattamente il perché, però immagino che quando l'ha fatto dattiloscrivere il nome Binnu l'abbia fatto togliere e questo rimaneva sempre negli atti di mio padre e non in quelli che doveva conservare. Non era difficile poi nel 96 interpretare anche chi fosse Binnu da parte della Procura di Palermo, che era già uscito il nome con la quale veniva apostrofato il mafioso provenzano, il capo di mafia provenzano. Comunque lei non aveva visto questo dattiloscritto sequestrato? Quando parlate di questa cosa, di questo documento del quale ha dato spiegazioni con suo padre, vi confrontate col manoscritto in cui già c'era scritto Binnu o... No, con questo. O col dattiloscritto? Con questo. Questo cosa? Col dattiloscritto. Ma scusi, poc'anzi lei... Col manoscritto, mi scusi. Questo intendevo quello che sta facendo il gesto, sì, anche per la registrazione, che poi ovviamente non è video, quindi lei indica il documento che è stato consegnato dal pubblico ministero. E quindi il manoscritto. Per sì. ora le ho esibito solo il manoscritto. Va bene. Mi scusi. Senta, le esibisco col permesso della Corte un altro documento, sempre agli atti del fascicolo del PM, è un estratto di un libro di credo Lino Iannuzzi, Processo del secolo mi pare si chiama. Sì, Processo del secolo, lo ricordo la bene. pagina 253, il capitolo è Riina, chi lo ha pilotato. Ovviamente le leggo soltanto quello che è scritto Era molto amico di mio padre, nel libro, frequentava casa nostra. Adesso ci arriviamo, soltanto perché c'è una manoscrittura a margine. No, non mi ricordo. Poi vorrei capire di chi è questa manoscrittura e a cosa eventualmente si riferisce. Posso leggerlo? Aspetto che lo legga. No, intanto le volevo chiedere se lei riconosce la grafia della manoscrittura. Sì, mio padre. La vuole leggere cosa c'è scritto in questo? Mi scusi, il falso è chiaro e lampante. È un po' lo stesso documento in merito alla dichiarazione di Firenze che scrive che è la falsa dichiarazione che lui fa. No, innanzitutto lei aveva detto che c'era un rapporto personale tra suo padre e Lino Iannuzzi? Sì, molto stretto. Come fa a saperlo? Perché spesso, Presidente, ribadiamo il concetto, ero sempre io quello che veicolavo, ahimè, non solo i rapporti con certi personaggi, ma anche rapporti con personaggi come poteva essere Panza, come poteva essere altri giornalisti, come poteva essere Lino Iannuzzi. Io sono andato a contattare io per la prima volta, mi ricordo in un attico vicino Piazza Ungheria, ci siamo parlati dicendo che mio padre aveva piacere a incontrarlo sia a lui che a Giuliano Ferrara, poi da lì sono iniziati i rapporti personali, sono scambiati i numeri, credo che lo stesso numero l'ho consegnato, era presente nelle legendine, diciamo, di massima, dei numeri più importanti Che di mio anni nasce padre. questo rapporto tra suo padre e Lino Iannuzzi? Anni 90, 80, no, non lo ricordo esattamente. Prima dell'arresto di suo padre? Sì. Ma si mantiene nel tempo? Si è mantenuto sempre nel tempo, tant'è che anche io, devo dire che l'ho chiamato a Lino nel periodo delle indagini su di me, era stato molto rassicurante. E poi una cosa che mi ha fatto strano, che il giorno in cui avevo deciso che dovevo ritirare il cosiddetto appello, diciamo volgarmente, le controrichieste dello Stato, si trovava a Parigi, lo stesso mi chiama sapendo che ero a Parigi e mi chiede di incontrarlo a un bar a Saint-Germain. Ma era stato lei a informarlo che si sarebbe recato a Parigi? No, lui lo sapeva, allora non mi ricordo esattamente, comunque chiese di informarmi e parlammo di questa situazione. A questo punto ci dica se, visto che era un momento in cui lei, che vuol dire parlammo di questa situazione? Mi disse che non
non era corretto nei confronti della memoria di mio padre, anche in quelle che erano le sue volontà. Dice, non ti scordare anche che io con tuo padre ho parlato tante volte che l'atteggiamento che avevo preso è la strada avviata di collaborazione con l'autorità giudiziaria di Palermo e anche di incolpare i carabinieri. Ma Lino Iannuzzi era a conoscenza di queste situazioni, del rapporto che suo padre aveva avuto con i carabinieri, delle vicende del 92? Sì. Come fa ad affermarlo? Io avevo detto, io personalmente, e anche mio padre dopo, perché si erano incontrati anche dopo a casa, mio padre, quando mio padre è rientrato a casa dai domiciliari, mio padre non aveva impedimenti a ricevere persone. Senta, Soltanto che aveva cambiato l'ufficio, mi ricordo che le ultime volte per portare i documenti di mio padre agli Iannuzzi ero andato a trovarlo proprio in un ufficio di fronte al Senato. in questa pagina, innanzitutto, lei ha commentato con suo padre l'apposizione, diciamo, di questa dicitura, il falso è chiaro e lampante, con riferimento a quello che c'è scritto accanto. E cioè, nel libro si legge, dice Vito Ciancimino, avevo avuto dal capitano De Donno varie sollecitazioni per iniziative comuni, le avevo respinte, ma dopo i 3 delitti, quello di Lima che mi aveva sconvolto, quello di Falcone che mi aveva inorridito, quello di Borsellino che mi aveva lasciato sgomento, cambiai idea e ricevetti nella mia casa di Roma il predetto capitano. Sì, la tempistica quella concordata con i carabinieri, che mio padre fa riferimento anche in altri appunti che vi ho consegnato, nel senso di post-datare, c'era un accordo scritto anche di post-datare quello che erano gli incontri avvenuti con il capitano dei carabinieri. C'è una versione che doveva essere, che era stata anche raccontata ai magistrati, che doveva essere concordata. Quindi questa, signor Ciancimino, è un collegamento che fa lei tra la dicitura del falso e chiaro e lampante e la tempistica descritta nel libro, o è una... No, non è una cosa che commentiamo con mio padre. Io deduzioni non ne ho fatte, né gli interrogatori ne sono qui per fare deduzioni. Quindi suo padre le disse Ma che... mi sembra che, mi scusi se posso, signor Presidente, mi sembra che ci siano anche altri manoscritti dove mio padre fa cenno a verbali, io ne ho copia comunque, manoscritti di mio padre dove fa cenno alla verbalizzazione di atti istruttori, non per come realmente sono avvenuti, ma per come era interesse che venissero redatti. Non so se mi spiego, c'è proprio un manoscritto di mio padre dove dice, come al solito non si verbalizza quella che è stata la vera discussione tra me e Caselli, ma per interesse dei carabinieri si fa il verbale solito di apparenza. Aspetti, però qua voglio chiarire subito una cosa. È stato chiaro, lei ha detto, mio padre si riferiva con il falso e chiaro e lampante alla tempistica, che era la tempistica, diciamo, concordata con i carabinieri, come se tutto fosse avvenuto a partire da una certa data in poi, dopo la strage di Via D'Amelio. Cosa che di fatto viene smentita dallo stesso De Donno, perché lo stesso De Donno... Sì, aspetti, non faccia, non argomenti. Le volevo chiedere questo. Lei ha fatto riferimento ai verbali. Ma cosa intendeva dire suo padre quando diceva che nei verbali la data era concordata con i carabinieri? Nel senso, suo padre effettivamente nel corso degli interrogatori, quale data indicava nel corso degli interrogatori come data dell'inizio di questi rapporti con i carabinieri? Agosto. Quindi indicava questa data, sì. Perché? Perché su precisa richiesta dei carabinieri si era messi d'accordo anche per evitare conseguenze nei miei confronti e altre situazioni, che il tutto dovesse partire da agosto. E così era stato. Si è sbagliato soltanto che mio padre diceva l'8, il colonnello diceva il 28, c'era stato pure che non si erano capiti male forse. Va bene. Mio padre qua scrive, in un'intervista, perché è un virgolettato, mio padre riferisce a Lino Iannuzzi, che in effetti ha intervistato mio padre durante la redazione di questo libro, che dopo le varie sollecitazioni per mettere fine alle stragi, dopo la strage di Borsellino, che l'avrebbe sconvolto più di tanto, si decide a incontrare a Roma i primi di agosto, non so quando, il capitano De Donno, in versione concordata con i carabinieri. Presidente, vorrei produrre... Ci sono altre pagine, ho visto. No, interessava capire al pubblico ministero chi avesse scritto quella e se avesse commentato lei con suo padre la dicitura. E semmai l'integrazione, se può datare questa annotazione a margine di questo... Dopo l'uscita del libro, io adesso non mi ricordo esattamente quando è uscito il libro, perché ricordo andai a comprare, poi ne arrivò pure una copia regalata dal dottor, non so se era già diventato senatore Iannuzzi e cose va, però
siamo sempre nel periodo quello che va dal marzo del 99 alla... Ma fu fatta una fotocopia per spiegare un po' meglio qua l'origine di questo documento. Qui noi vediamo che c'è una parte sbarrata. Sì, una parte che a mio padre non interessava, sbarrata, sì. Nel libro o nella fotocopia? Lei cosa ha visto quando lei... Non so se mio padre ha sbarrato. Quando avete commentato questa annotazione? Cos'era? Il libro? Era una fotocopia? Ci spiega un po' meglio. No, erano state delle fotocopie che mio padre mi aveva chiesto di fotocopiare questa parte del libro. Questa parte in particolare? Sì, ha fatto 2 o 3 fotocopie. Contestualmente? E contestualmente quando abbiamo... lei l'ha visto c'era già questa annotazione scritta, sì, manoscritta sì, al lato? Sì. E commentate, va bene. Andiamo avanti. Poi Presidente, credo che non è che ne abbiamo parlato più di tanto, perché credo che da quello che già era venuto fuori, anche da testimonianze assunte dal capitano De Donno durante i vari processi, che questo episodio era falso, cioè non è che c'era bisogno dell'annotazione di mio padre ovviamente lo annota, ma mio padre riceve il capitano dei Carabinieri i primi di fine maggio, i primi di giugno, come dallo stesso capitano De Donno confermato durante gli interrogatori. Presidente, io adesso vorrei esibire, Questo lo posso... sì, vorrei esibire alcuni documenti che sono stati sequestrati in cella a Vito Ciancimino. Per fare questo chiedo intanto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del decreto di perquisizione da parte della Procura di Palermo in data 3 giugno 1996, del verbale di perquisizione personale e locale delegata dal PM da parte del Comando Corpo Polizia Penitenziaria di Rebibbia, sempre in data, purtroppo le fotocopie sono un po' sbiadite ma si capisce, Era il motivo per cui si facevano le fotocopie, perché si scriveva a matita, per cui si cercava di... 3 febbraio sempre 1996, e in pari data del verbale di sequestro della documentazione che in quel momento si trovava in cella. Non ho capito, le date mi pare che non... Il decreto del 3 giugno ha detto Il 96? decreto è del 3 giugno 1996. Quindi il verbale antecedente? No, non antecedente, è dello stesso giorno, Presidente. Allora, 3 giorni, siccome ho sentito 3 febbraio, 3-2 mi è sembrato di sentire. Ho sbagliato, chiedo scusa. Il verbale di perquisizione è sempre del 3 giugno. 3 giugno, quindi nella stessa data decreto e verbale 3 giugno. E il verbale di sequestro pure del 3 giugno. Del 3 giugno, va bene. Anche Evidentemente... documenti che poi credo che forse sono già nel fascicolo del dibattimento, comunque su questi difensori non lo osservano e quindi anche questi documenti sono in ogni caso acquisiti. Disposta dal dottor Ingroia. Anche se mi pare di ricordare che sono già nel fascicolo del dibattimento. Comunque acquisiamo. Tant'è vero che il decreto di perquisizione... Tranne forse il decreto, ma i verbali mi pare che ci siano. Il decreto di perquisizione disposto dalla Procura della Repubblica di Palermo però è indicato come redatto in Roma il 3 giugno, ecco perché evidentemente fu redatto il decreto, predisposto il decreto e subito eseguito. Sì, di fronte ci fu uno scontro, mi ricordo, tra mio padre e la procura, e allora si ordinò il decreto. Presidente, per comodità, spillati a questa documentazione ci sono dei documenti sui quali voglio fare delle domande e che quindi esibisco al Ciancimino. Documenti sequestrati? Sequestrati, sì. Sequestrati. Alcuni documenti manoscritti sequestrati, su alcuni documenti voglio fare delle domande. Ho capito, quindi saranno poi specificati man mano per i difensori. Vuole che leggo o devo aspettare? No, leggo io perché così le leggo soltanto le parti su cui mi interessa fare delle domande. Allora, si legge in un documento manoscritto trovato in carcere a suo padre, in cella a suo padre. È il primo, Presidente, quello sì. Pagina 11. Agevolazioni sui processi, quindi siamo nel 1996. Non ne ho avuto, nonostante le promesse... Mi scusi, io forse... Pagina? Guardi, è il primo manoscritto che trova dopo il verbale di sequestro. Ah, ho capito, non la seguivo, mi scusi. Questo non mi sembra comunque fotocopia. Ah, mi ricordo, sì. Allora,
agevolazioni sui processi non ne ho avuto, nonostante le promesse, io leggo dai Giuseppe, poi c'è un trattino, anzi, e quel che è grave, la propalazione di quanto scritto nei verbali resta nella discrezione di quanti sanno, con le inevitabili conseguenze su di me e sulla mia famiglia. Tutto ciò mentre mi trovo in stato di sequestro di persona, appunto perché autorità istituzionali, io leggo guardie e carabinieri, sapevano che non volevo fuggire, sapevano che ero in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio e sapevano e sanno del passaporto richiesto. Su quel guardia ho qualche dubbio, per la verità, da quello che si legge, però è un'opinione, sentiamo nel frattempo. Leggendolo sembrerebbe una parola diversa. Però. Io non sono riuscito Leggendolo a noi sembra più giudici che guardie, però intanto vediamo se il test ha qualche elemento. Io devo rispondere? Se ha elementi. Ripetiamo la domanda così forse il test l'imputato si è distratto. Qua io non le chiedo quando l'ha visto, se l'ha visto il documento, perché abbiamo qua un dato oggettivo, il documento che poi vedremo anche oggettivamente collegabile, ma scritto da suo padre, che suo padre aveva con sé in cella nel 96, quindi lo aveva scritto prima del 96. Intanto, visto che lei comunque ha visto tantissime manoscritture di suo padre, per quella cosa tra parentesi come la legge lei? Giudici E carabinieri. E allora, lei l'ha commentata questa... Sì, l'abbiamo commentata, però Presidente, credo sia anche agli atti, non so del fascicolo del PM, ma di quelli che sicuramente vi ho conservato io, che a differenza vostra, voi avete l'originale. A mio padre fu consegnata una fotocopia, secondo mio padre, e secondo anche uno scritto che ho presentato, fatto da mio padre, che secondo le sue elucubrazioni il dottor Ingroia volontariamente aveva reso molto più chiare queste fotocopie per renderle illeggibili nel momento in cui mio padre aveva richiesto la restituzione. Difatti in un documento che vi ho prodotto mio padre si lamenta e dice: il dottor Ingroia, non solo dopo l'interrogatorio, perché nego di rispondere a alcune cose perché non si stanno rispettando certi accordi, con i carabinieri ovviamente mi fa sequestrare le cose, ma poi al momento della restituzione me li dà in forma quasi leggibile. Mi ricordo proprio questo particolare, voi avete qua una forma più leggibile. Quindi lei sta dicendo questo per dire che con mio padre commentammo questi documenti dopo che gli furono restituiti, però in una forma poco leggibile? Sì, ovviamente li commentammo in carcere, nel periodo ovviamente post carcerazione, cioè nel periodo della detenzione domiciliare. Due domande. Intanto quando si legge nonostante le promesse dai Giuseppe e poi c'è un trattino, sarebbe le promesse fatte dai carabinieri su quelle che devono essere anche, oltre ai patti stabiliti, sulla consegna in linea, le agevolazioni processuali, specialmente su quelle che erano le misure di prevenzione. Ma chi è Giuseppe? Le donne. Mio padre scrive, anzi, se avesse condotto le cose lui come le stava iniziando, perché Presidente, io non so se in altre udienze ho parlato, mio padre, ancora prima dell'approccio dei carabinieri con l'approccio dei carabinieri subito dopo la strage Falcone, mio padre si era adoperato di fatto per poter influire su quelle che dovevano essere le perizie e le decisioni del Tribunale di misure di prevenzione che aveva disposto i sequestri nei confronti di alcuni beni di mio padre. Mio padre si era predisposto tramite il Cannelle e altre amicizie che gli avevano consigliato di come arrivare al giudice tessitore. Lo stesso aveva fatto sì che venisse nominato come perito di parte il professor Di Miceli, e lo stesso Di Miceli era incaricato di redarre questa perizia, per cui noi avevamo nominato invece l'avvocato Noto Sardegna, per cui già dei tentativi, un piano di azione di mio padre per cercare di riuscire a riottenere il sequestro dei beni era in atto. I carabinieri erano informati e una delle promesse fatte era che avrebbero agevolato questo. Mi ricordo come in proposito del Donno fece uscire anche un articolo sul giornale, prossima restituzione dei beni, poco prima che io dessi le mappe, quasi a invogliare mio padre a dare il tutto indietro. Mi scusi sta digressione.
Senta, io torno un attimo su un argomento, prendendo spunto da questo documento. Il documento poi, redatto da suo padre, inevitabilmente, certamente prima del 96, le parti lo potranno commentare nelle loro conclusioni e i giudici valutare. Però io volevo tornare su questo. Autorità istituzionali, allora ovviamente giudici o carabinieri, sapevano che non volevo fuggire, sapevano che ero in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio e sapevano e sanno del passaporto richiesto. Io voglio tornare un attimo a capire se lei è in grado. Sì, è sempre lo stesso argomento. Sì, l'argomento è questo, ma poc'anzi abbiamo letto anche un altro manoscritto di suo padre in cui faceva riferimento a Binnu e lei lo ha collegato all'episodio della Germania. No, io non l'ho collegato, l'ha collegato mio padre. L'ha collegato suo padre. Mi scusi. Se suo padre era in possesso, così come qua ribadisce, di carta d'identità valida per l'espatrio, questo passaporto a che cosa doveva servire? E se a maggior ragione, lei lo ha già detto, che suo padre gli ha ricordato con quella cosa Binnu, che si trattava anche della possibilità di andare in Germania, dove credo che bastasse la carta d'identità valida per l'espatrio. Questo passaporto suo padre perché lo chiede? Ma lo chiede perché io chiedono i carabinieri di chiederlo. Cioè, non è che era mio padre infatti non... Presidente, abbiamo fatto caso in udienza dove si è stato rimarcata l'anomalia, lo stupore dei legali, dei miei fratelli, di tutti, innanzi a questa richiesta di chiedere il passaporto. Ma scordiamoci comunque che ovviamente nello stato mentale in cui mio padre si trovava in quel periodo, riavere il passaporto dopo tanti anni in mano, quasi 10 anni, perché è stato ritirato nell'84-83, subito dopo, quando fu sottoposto alla misura provvisoria dei 30 giorni di soggiorno obbligato, che espletò nel comune di Patti. Era sicuramente qualcosa che mio padre dava un senso anche di libertà postuma a quello che poi doveva essere l'incontro con Provenzano. Era chiaro che con la carta d'identità si sarebbe potuto recare, allora non so se neanche in Svizzera, non so dove, è chiaro che era qualcosa che a mio padre faceva gola. Parliamoci chiaro, ne aveva fatto anche richiesta uno al signor Franco, ma in quel momento nessuno trovava opportuno poter avanzare una simile richiesta in quel determinato momento storico. Però sull'insistenza e sul fatto che lo doveva fare, ovviamente mio padre lo imputa come lo scrive, lo dice e lo riscrive alla volontà dei carabinieri. Sì, il pubblico ministero l'ha chiesto se sa qualche cosa per averglielo riferito suo padre su quel collegamento passaporto Binnu, visto che in Germania sarebbe potuto andare con la carta d'identità che aveva già. Questa è la domanda che l'ha fatto il pubblico ministero. Perché in quel documento, il precedente che abbiamo esaminato, viene collegato passaporto Binnu, tra parentesi. Il pubblico ministero sta dicendo, lì c'è quel collegamento passaporto, richiesta di passaporto e poi tra parentesi Binnu. Perché Binnu era stato pure informato di questa richiesta del passaporto di mio padre. Quindi non era al viaggio in Germania, ma al fatto che fosse stato informato Provenzano sì, della ma anche per incontrare Provenzano in Germania. Sì, ma c'è il manoscritto dove mio padre lo dice. Va bene, pubblico ministero. Cortesemente giri pagina. Sempre in cella a suo padre è stato sequestrato un documento con un'affermazione, poi vedremo certamente di suo padre. Questa è fotocopia, ma è sempre dicitura di mio padre per la previsione, per la registrazione. Sì. Poi le riflessioni, secondo noi importanti, le faremo in altra sede. Presidente, Aspetti, signor Ciancini, aspetti la domanda. Sto dicendo una cosa al Presidente, il pubblico ministero sta esponendo che qua non vuole fare riflessioni, ma leggere un documento. Poi a lei chiederò se questo l'avete commentato, tutto qua. Se Cangemi facesse parte della cupola, siamo prima del 3 giugno 96 che suo padre scrive queste cose, doveva sapere della trattativa condotta con la cupola, come membro autorevole della cupola, d'accordo con i carabinieri. Allora io le chiedo se suo padre, qua si parla di trattativa, di cupola e di carabinieri nello stesso documento, e si fa riferimento a Cangemi, avanzando un dubbio: se Cangemi facesse parte della cupola dovrebbe parlare della trattativa. Di questa cosa, cioè del fatto delle dichiarazioni di Cangemi o delle mancate dichiarazioni di Cangemi in quel momento, avete mai parlato con suo padre? Sì, nel momento in cui commentammo questo documento. Cosa le disse? Mi disse sempre quelli che erano il solito ritornello, che di questa trattativa
trattativa ne erano a conoscenza istituzioni e i massimi vertici di Cosa Nostra, per cui se Cangemi, come dichiarava, faceva parte della cupola, perché ometteva di parlare di questa trattativa? In questi termini? In questi termini era d'accordo lui in questa collaborazione? Era una collaborazione pilotata come mio padre sempre aveva additato a tante collaborazioni che erano state, secondo lui, oggetto di vaglio e di limitazioni e anche tempistiche vagliate dai uomini e dalle istituzioni? Per quello che eventualmente lei discusse con suo padre, o meglio suo padre con lei, suo padre sapeva quale forza di polizia gestisse, diciamo, il pentimento e la protezione di Cangemi in quel periodo? No, non mi ricordo, signor. Sinceramente no. Andiamo ad un altro documento, sempre sequestrato. Non so se ne ho parlato, ma non mi ricordo. Vabbè, questo poi se non lo sa, accerteremo in altro modo. Immagino, però no, non posso. Ora, la prima parte del documento successivo. Mi pare di leggere mafioso secondo Marchese 18-11-92. Abbiamo cambiato pagina? Sì. Ero disattento, se mi vuole indicare cortesemente la pagina? La pagina successiva. Quindi, ok. Questo è in originale. Questo è in originale, sempre manoscritto da mio padre Io leggo mafioso secondo Marchese o qualcosa del genere, ma 18-11-92. Se avessi fatto parte di un'associazione mafiosa non avrei potuto ipotizzare quella collaborazione fatta con i carabinieri. Ora, tra parentesi, cosa legge lei? Perché io non vorrei adesso incorrere in un altro... Nome uomo politico, però l'ultima proprio, investiti, nomi uomini politici investiti. Allora, se avessi fatto parte di un'associazione mafiosa non avrei potuto ipotizzare quella collaborazione fatta con i carabinieri. Nome, uomo, si legge, sembrerebbe polititico, ma può essere un refuso, lei dice investito o investiti. Perché sarei stato costretto a dire il nome, come ho detto durante la trattativa sia al colonnello Mori che al capitano De Donno. Ancora una volta suo padre si esprime definendo trattativa questo rapporto con i carabinieri, ma questo è una sottolineatura. Le chiedo, qua c'è un riferimento a questo nome, uomo politico, investiti, perché sarei stato costretto a dire il nome, come ho detto durante la trattativa sia al colonnello Mori che al capitano De Donno. Signor Ciancimino, le chiedo, l'avete commentato questo passaggio? Sì, abbiamo commentati, ora non è che ho ricordi. Sì, ma il nome fatto era quello di Mancino, però dico non... Però lei, le faccio questa domanda sulla base di quello che lei ha più volte detto. Lei ha detto che il nome di Mancino e Rognoni fu fatto dai carabinieri a suo padre. Sì. In questa affermazione scritta sembrerebbe sì, che mio padre ha fatto nome. Ha fatto di un uomo politico, sarei stato costretto a dire il nome, come ho detto durante la trattativa sia al colonnello Mori che al capitano Di Donno. Cioè, almeno in apparenza sembra qua che è un nome diverso di un politico che suo padre fa ai carabinieri. Però per carità non le chiediamo interpretazioni. No, non sono in grado, fare uno sforzo di memoria, non so se c'è il verbale di allora, però in questo momento non sono... Sicuramente quando li ho ripresi in mano ero più fresco e tutto, ora non li vedo da 6 anni. Se mi vuole aiutare col verbale, se ne ho parlato al verbale. Andiamo alla... No, questi documenti li ho rivisti ultimamente tutte quelle che è stato sequestrato in cella, alcune cose probabilmente non gliel'avevamo mai chieste. Quindi le chiediamo. Ovviamente, andiamo alla pagina successiva. Procuratore, non mi è stato, mio padre scrive il nome di Mancino e dell'onorevole Rognoni, che per giunta non stimava per i precedenti rapporti che lo stesso mio padre aveva avuto con l'onorevole Rognoni in merito all'omicidio Mattarella. È chiaro che in queste nostre discussioni i nomi dei politici fatti, che erano i terminali della trattativa, erano altri.
però è chiaro che anche io, rileggendo questi documenti, ho idea di chi possa essere, ma lei mi dà la possibilità di non continuare a autoaccusarmi di qualcosa che poi con gli atti non posso dimostrare e beccarmi ulteriori reati di calunnia. Io le chiedo, premesso che lei può ovviamente avvalersi della facoltà di non rispondere, non c'è bisogno che glielo ricordi io, ma dico, io le chiedo se suo padre le disse di avere fatto, l'argomento è la trattativa, no? Almeno, se la logica ha un senso. Sì, Presidente, mi avvalgo da facoltà di non rispondere. Sia al colonnello Mori che al capitano Di Donno. Mi avvalgo su questa domanda dalla facoltà di non rispondere, per non accusarmi di ulteriori. Perché suo padre le fece un altro nome, oltre a quelli di Mancino e Rognoni che erano soggetti ai carabinieri? E questo nome, questa è un'altra domanda, lei si avvale sulla... Sì, sul nome. Ma questo nome lo fece ai carabinieri? Sì. Andiamo alla pagina successiva. Mi scusi Presidente, ovviamente è mia facoltà non peggiorare la situazione processuale. Ho imparato la lezione. Segue quello che le leggo? Sì, riservandomi sempre di rispondere in questo caso, perché questo documento è un documento che mi sembra che non sia stato mai oggetto di interrogatorio. No, proprio su questo si sbaglia, ora comunque gli rifaccio le domande che già le avevo posto altre volte e deciderà se rispondere o meno. Allora, a un certo punto, cioè è scritto, Presidente, non so se sono stato chiaro per riuscire la Corte a seguire, è la pagina successiva, diciamo. Sì, prego, proceda. Lei nel verbale ha scritto che la collaborazione con i carabinieri è stata priva di effetto pratico. Abbiamo cambiato pagina? Sì, la successiva. No, vabbè, che è una fotocopia. Per la verbalizzazione trattasi di manoscritto di mio padre, ma in fotocopia. Lei nel verbale ha scritto che la collaborazione con i carabinieri è stata priva di effetto pratico. Ma la colpa dei mancati effetti di chi è? A. Le carte richieste per tentare di individuare le possibili dimore del boss mi sono state portate incompleto e dovevano essere integrate. Al capitano avevo fatto notare le lacune ed eravamo rimasti d'accordo che mi avrebbe fornito le carte integrative, ma ha ritardato ed intanto è intervenuto l'arresto. B. Per quanto riguarda il piano cosiddetto politico, io, d'intesa coi carabinieri, sono partito per Palermo il 17/12/92 per quel contatto concordato e sono ritornato il 19 e il 19 stesso ho avuto alle 17:30 un incontro col capitano e lo informai che aveva avuto il contatto e che la risposta l'avrei avuto il martedì successivo. Rimanemmo d'accordo col capitano di rivederci martedì, sia perché lui mi fornisse le carte mancanti, sia per dargli la risposta. Era il 19/12/92, il capitano se n'è andato via ed io mezz'ora dopo venivo arrestato. Fatta questa premessa si può imputare a me poi. Due cose le volevo chiedere, che il documento, diciamo, nella fase descrittiva è abbastanza chiaro, anche con riferimento ai giorni, è ancora più chiaro sulla base di quello che lei ha già detto rispondendo alle mie domande nelle scorse udienze. Le volevo fare due domande. Che cos'è questo che suo padre definisce, se lo sa, il piano cosiddetto politico? Per quanto riguarda il piano cosiddetto politico, io d'intesa con i carabinieri sono partito per Palermo il 17/12/92 per quel contatto concordato. E qual era il contatto che suo padre doveva avere o ha avuto il 17/12/92 scendendo a Palermo concordato con i carabinieri? Due domande quindi. Cos'è il piano politico e qual era il contatto concordato con i carabinieri? Il contatto concordato con i carabinieri era Provenzano, sicuramente, e il piano politico era quella appunto di dar vita a quella che doveva essere una nuova coalizione in cui mi pare aspirava e aveva chiesto pure ai carabinieri di poterne fare parte. No, ne parliamo con mio padre. I termini precisi non me li ricordo della discussione. Comunque, questa era la via. Cioè, quando ne parlate con suo padre? Nel 99, tra il 99 e il 2000. Quindi secondo quello che le dice, al 17 dicembre 92 i carabinieri erano stati informati che suo padre scendeva a Palermo per incontrare Provenzano? Sì, sicuro. Per parlare di questo piano politico? Sì.
E anche per il discorso delle mappe, Presidente. Sì, intanto mi interessa Sì, questo. no? Che poi ho portato invece io. Ah, mi scusi, però effettivamente il documento prosegue e siccome devo leggere anche l'ultima parte dell'ultima pagina, Io ce l'ho. sì, fatta questa premessa, si può imputare a me la mancanza di risultati di cui parla il dottor Caselli nel verbale? Cioè, da parte mia, quale sarebbe la responsabilità per la mancanza di risultati, interrotta da un mandato di cattura scorretto? Anzi, perché le autorità istituzionali che erano informate dello stato delle cose non hanno fatto nulla per bloccare un mandato di cattura bloccabile? Sarebbe bastato dire ai... non so se... Ministero dell'Interno. se è Ministero o Ministri, comunque... Ministro dell'Interno, vabbè, insomma... ai Ministri dell'Interno e della Ministri dell'Interno Difesa. di Grazia e Giustizia, come stavano le cose, e sottolineare che io già collaboravo, ed uno dei motivi della richiesta del passaporto, concordato con i carabinieri, stava proprio nel fatto che il passaporto serviva per la collaborazione. Sulla base di queste notizie, ufficiali ma segrete, si sarebbe potuto revocare il mandato di cattura ed io avrei potuto riprendere quei contatti concordati con i carabinieri. Questo lo scrive suo padre prima del 96, prima che parli Brusca, che poi lei risponda finalmente alle nostre domande, come dice sempre lei. Il primo a parlare di trattative è stato mio padre, allora non più Brusca, mi sembra di aver capito. Sembrerebbe a scrivere di queste cose, sì. Le chiedo sempre. No, per la storia sembra che la prima volta che è stato nominato trattativa sia stata... No, capisco la sua sottolineatura, però dico, ci sono documenti scritti, sequestrati in cella, Vito Ciancimino, in cui c'erano scritte queste cose. No, la mia sottolineatura è per il fatto che io sono stato accusato di essermi... Va bene, però risponda alle domande, non si abbandoni, diciamo, a commenti. Senta, due cose le volevo chiedere. Intanto, siccome questa è la prosecuzione lei ha già detto che aveva commentato questo documento con suo padre. Sì, come tutti. Allora, riguardava la trattativa, tutto quello che ho commentato più approfonditamente riguardava quello che di fatto mi aveva coinvolto. Due passaggi, che non voglio fare interpretazioni, voglio chiederle... Sì, se ne ho ricordo. Sarebbe bastato dire eccetera eccetera e sottolineare che io già collaboravo ed uno dei motivi della richiesta del passaporto concordato con i carabinieri stava proprio nel fatto che il passaporto serviva per la collaborazione. In che modo il passaporto serviva per la collaborazione? Per un incontro in Germania con il Provenzano, dopo l'arresto di Rina. Non ho capito l'ultima parola. Dopo l'arresto di Rina. Dopo l'arresto di Rina? Per la si sarebbero dovute continuare lì le cose, dopo che si sarebbe dovuto consegnare Rina, per cui anche motivi ovviamente chiari e di sicurezza. Sulla base di queste notizie ufficiali ma segrete si sarebbe potuto revocare il mandato di cattura ed io avrei potuto riprendere quei contatti concordati con i carabinieri. Quali sono questi contatti? Con chi sono questi contatti concordati con i carabinieri? Mi sembra chiaro. Quelli con Provenzano e compagni. Va bene. Presidente, dobbiamo cambiare argomento. E allora, prima di cambiare argomento, per questioni dobbiamo anticipare un chiarimento che ovviamente mi toccherebbe fare successivamente, ma trattandosi di questo documento è opportuno per questioni di economia anticiparlo adesso. Visto che lei ci ha detto, Ciancimino, che ha commentato ampiamente quest'ultimo documento, lei ce l'ha davanti, volevo riferirmi un attimo invece alla lettera A, perché il pubblico ministero ha parlato della lettera B. Allora, la domanda che le voglio fare è questa. Lei ci ha detto sinora che suo padre si è intestato più volte il metodo della cattura di Riina. Sì. Lei ha chiesto a suo padre, il suo padre eventualmente le ha detto perché in questo documento invece sembrerebbe che così non sia stato, nel senso che suo padre parla di assenza di risultati e dice anzi eravamo rimasti d'accordo che mi avevano fornito le carte integrative, ma ha ritardato e intanto è intervenuto l'arresto. Quindi sembrerebbe questa annotazione in contrasto con quello che lei ci ha detto.
Lei ha chiesto spiegazioni a suo padre le ha detto qualcosa a proposito di questa prima parte? Sì, ne abbiamo parlato, ma assenza di risultati era riferito all'assenza di risultati della documentazione che doveva... Ma da quello che si legge, per la verità sembrerebbe l'assenza di risultati, neppure l'arresto di Riina, perché l'arresto di Riina è intervenuto prima che arrivassero le carte integrative, mentre lei ci ha sempre detto No, le carte integrative sono Riina è arrivate... stato arrestato grazie a noi che abbiamo No, le dato. carte integrative sono state date dopo che mio padre è partito, sono state date come si chiama, dal De Donno a me, i famosi Ci siamo, tuponi e cose perfetto. varie. E lei ci ha detto sempre grazie a questo si è Esatto. arrivato all'arresto mio padre, quindi Esatto. noi avevamo consentito Esatto, l'arresto sì, di Riina. Questo documento è scritto dopo però. Perché suo padre non fa cenno a questa vicenda, ma anzi sembra dire che l'arresto sia stato indipendente? Ovviamente non le chiedo una valutazione sua, No, non sono... le chiedo se lei, leggendo questo documento, quando lo ha letto con suo padre, lo ha commentato e ha chiesto spiegazioni a suo padre e quindi eventualmente se suo padre le ha spiegato qualcosa. Se non lo ricordo, o se non ne avete parlato, ovviamente il discorso si ferma qui. Presidente, è intervenuto l'arresto di mio padre, Quindi lei dice riferito all'arresto di mio padre, non di Riina. non di Riina. Il problema è che il De Donno mi integra con delle mappe e con delle utenze telefoniche quando siamo a Palermo. Difatti mio padre parte senza le mappe da Palermo, sono poi io che con la telefonata dal carcere da mio padre, una volta che ho il foglio che mi Quindi consegna... lei ci sta dicendo questo arresto di cui si parla non è quello di Riina ma è quello di suo padre. Sì, perché E l'assenza di risultati? Perché la richiesta del passaporto è soprattutto quello di rimanere libero di mio padre. I risultati leggo che... qui, ma la colpa dei mancati effetti di chi è? Lettera A. Sì, l'assenza dei risultati che non ne ha ottenuto mio padre di fatto con l'arresto non ha ottenuto nessun risultato, anzi con la richiesta del passaporto di fatto sconsigliata dagli avvocati, da tutti, ha ottenuto quello che era per lui l'impensabile, il ripristino di una custodia cautelare. Per cui fondamentalmente l'arresto aveva interrotto il tutto, aveva peggiorato il tutto. Cioè non c'erano stati né risultati di come auspicava mio padre, ma di fatto si era arrivati all'arresto di mio padre che aveva interrotto poi, ovviamente questo documento è redatto dopo, che aveva la restituzione dei beni patrimoniali, tutto una serie di cose che erano sopraggiunte con la confisca e tutto, per cui gli auspicati accordi non si erano visti. Va bene, prendiamo atto della sua... Senta, del suo ricordo. Una cosa importante, l'arresto è quello di mio padre. Cioè, difatti, anche nei passaggi dopo si parla solo dell'arresto di mio padre, che era stata la causa, secondo lui, di quello che poteva essere il proseguo, se le va nelle pagine successive, di questa collaborazione e dell'aiuto che lo stesso mio padre avrebbe potuto, con un suo recarsi all'estero e con delle integrazioni che avrebbe potuto continuare questa collaborazione con i carabinieri. Per cui l'argomento è sempre passaporto, arresto, non è la consegna Riina. Prendiamo atto del suo ricordo. Andiamo avanti con... Stiamo passando ad altro documento, mi pare. No, Presidente...